e rivivere con una nostalgia, con un'affettività particolare, no? Perché ci sono dei ricordi incamerati in quel paesaggio, ci sono delle esperienze che abbiamo fatto, che quel paesaggio con noi sa che esistono. Ecco, quindi queste valenze, queste identità culturali, insomma, perché appunto i paesaggi non si guardano, no, solo, ma si vivono. Si vive dentro un territorio, dentro un paesaggio, c'è una identità, una relazione, no? Una relazione, un contagio emotivo con questi luoghi. Quindi c'è anche e questo quadro lo dimostra, una dimensione metafisica, una dimensione spirituale che ci lega con la natura, con l'ambiente. Perché dico tutto questo? Perché se noi non ci educhiamo, se non diciamo, impariamo ad avere questi particolari tipi di sensibilità sulla nozione di paesaggio e le vediamo solamente invece da un punto di vista solo di fredda tutela giuridica, e diciamo sì, il paesaggio lo dobbiamo vincolare, lo dobbiamo tutelare, lo dobbiamo curare perché così si deve, perché è scritto nell'articolo 9 della Costituzione, perché è scritto in una carta europea, eccetera, eccetera, io credo che non ne andremo fuori. Occorre invece fare un processo di, proprio siamo in una scuola e sono felice per questo, di autoeducazione al paesaggio, insomma di riconoscimento di questo, perché se non introiettiamo queste dimensioni non ci sarà nessun carabiniere, nessun sovrintendente ai monumenti che ci salverà dai disastri che stiamo facendo. Come bisogna fare quindi? Ecco, mi piacciono molto, ci sono delle esperienze straordinarie, queste sono delle diapositive, dei lavori in progress che stanno facendo in Puglia nella elaborazione del piano paesaggistico della regione Puglia, che appunto il professor Alberto Magnaghi sta da qualche anno elaborando. E allora, se diciamo il paesaggio, come dice la Convenzione europea, è ciò che la popolazione percepisce di quel paesaggio, voi capite che c'è un rischio su questo, perché se la popolazione è quella degli amministratori comunali del Veneto, il rischio del paesaggio è quello che abbiamo visto, le frane e i disastri. E quindi occorre che questa percezione del paesaggio si maturi, riesca appunto ad avere quelle sensibilità per capire le valenze paesaggistiche. E questo quindi, l'elaborazione di questo piano ambientale paesaggistico della Puglia non è una elaborazione fatta a tavolino, ma è una elaborazione fatta nel vivo, e le chiamano appunto mappe di comunità del paesaggio. Questo è il comune di Serre. Come avvengono? Si incomincia da un grande fotopiano, da una grande foto aerea grigia, vedete, si incominciano a fare delle riunioni paese per paese, contrade per contrade, con la popolazione, e si incominciano a intervistare, a far parlare la popolazione, i vecchi, i giovani, e dire: ma cosa ti ricordi, com'erano gli uliveti, com'erano le essenze spontanee, com'erano i luoghi e così via. E allora in questo lavoro partecipato, di pianificazione partecipato, vengono fuori queste mappe straordinarie, secondo me, dove ognuno ci mette il suo e si incominciano a individuare quei luoghi appunto della memoria, luoghi della cultura, luoghi della natura, dove vale la pena incominciare a mettere dei vincoli, incominciare a pensare usi diversi, quindi ridisegnare e rivalutare in questo senso le valenze, le unicità che quei territori esprimono. Ecco, queste sono tante diverse, quindi ogni carta sarà diversa,
e quindi il pianificare partecipato che crea comunità, che crea relazioni sociali, che crea quindi quelle sensibilità ambientali, quindi un modo tutt'altro che burocratico, tutt'altro che tecnicista di fare pianificazione e facendo pianificazione fare anche società. Giuliano e tutti mi avevano detto che dovevo parlare di beni comuni, l'ho già messo, l'ho un po' messo sulle pagine, quindi lo do per scontato. Beni comuni, il paesaggio quindi, ma a questo punto davvero non serve dire nulla, perché se il paesaggio è tutto quello che abbiamo detto fino adesso, è evidente che il paesaggio è un bene comune, nel senso che non è un bene privatizzabile, non è un bene recintabile, è un bene che va tutelato in modo che va condiviso. Ho finito. Ecco, l'ultima diapositiva è questa, solo per ricordare appunto che qualche anno fa al professore Stefano Rodotà era una commissione, è stato commissionato il tema appunto di rivedere il codice civile italiano per immettere all'interno del codice civile questa definizione, la nozione di beni comuni, e c'è tutta una elaborazione in corso, c'è anche una proposta di legge che è giacente in Parlamento da qualche anno per appunto riconoscere che esistono queste valenze, insomma dei beni, dei servizi che sono funzionali all'esercizio dei diritti fondamentali delle persone, cioè al buon vivere, insomma al vivere dignitoso. E io credo che tra questi beni sicuramente il paesaggio sia uno di questi. Ho finito. Scusate, ho preso più tempo necessario, per contestazioni. Chiedo una cosa per le domande, siccome vorremmo anche riprendere, chi fa domande si prenota e poi va lì al tavolo al microfono. C'è qualcuno che si prenota per domande? Dai, un po' di coraggio. Qualcuno ci dica, secondo lui, secondo lei, che cos'è un paesaggio, insomma, come è pensato. Ma io credo che sia anche abbastanza difficile avere un'idea da poter esprimere. No, ma l'ho già ripresa. Da poter esprimere così rapidamente la visione del paesaggio, perché le situazioni, come ricordava lei prima, anche con le diapositive, le sollecitazioni che abbiamo dall'esterno sono diverse e contrastanti, anche a poca distanza, a pochi chilometri, no? di distanza dei luoghi dove ci possiamo collocare. E se il paesaggio è una discarica è una cosa, se il paesaggio è il mio giardino dietro casa è una cosa, o l'orto che crea in terrazza è un'altra cosa. E se sono in aperta campagna, quel po' che c'è ancora da noi di campagna può essere ancora un'altra cosa. Quindi trovare una definizione credo che sia un po' difficile per tutti. Però io vorrei un attimo puntare l'attenzione su quell'inciso che ha fatto a un certo punto rispetto all'essere qui a scuola, perché effettivamente lo considero anch'io nelle mie riflessioni la necessità di darsi anche il tempo e lo spazio per percepire lo spazio intorno a noi e quindi anche il territorio e anche quello che possiamo ricevere di energie dal territorio
e quindi darsi un'idea del nostro rapporto con l'ambiente e quindi con il paesaggio. E la scuola in effetti può essere anche il luogo dove può essere più favorita una riflessione per tante ragioni, insomma, per i contesti, per lo studio e via discorrendo. Però educare a trovare l'empatia, la propria empatia col paesaggio, quello forse può essere anche indotto dal contesto scolastico, magari più facile che in altri contesti, però è effettivamente anche un percorso personale e legato a tanti aspetti familiari, magari di gioco, quindi di esperienze personali, del proprio passato, eccetera. E quindi dare delle modalità che guidino, vista l'urgenza che abbiamo, che percepiamo, specie presso queste amministrazioni, quindi localmente, dare delle indicazioni di strategie per affrettare questa percezione, questa empatia necessaria per poter ristabilire un giusto equilibrio con il paesaggio che ci rimane intorno. Credo che non sia facile neanche per gli studiosi, penso, non lo so. Chiaramente anche queste occasioni di confronto, di sentirsi dire cose che magari possiamo anche percepire come così facili, tra virgolette, anche magari parte di considerazioni che lei ci ha guidato a fare anche rispetto all'affresco o al quadro. Magari possiamo anche considerarlo così nella nostra quotidianità, magari anche semplice, tra virgolette, però effettivamente anche attraverso questi momenti di altri aspetti che non sono il nostro diretto rapporto quotidiano col paesaggio, possiamo aiutarci a riflettere su quello che può essere oggi, cioè, non so se mi sono spiegata, anche attraverso altri percorsi come può essere il mondo dell'arte o altre riflessioni che provengono da altri aspetti, da altri mondi, da altri campi. Però appunto possono essere delle occasioni, a volte casualità, a volte più o meno cercate, però credo che sia difficile dare una ricetta, diciamo così, se lei ce l'ha, se la dica pure. Nessuna ricetta, ma è appunto un'indicazione metodologica che forse può essere buona anche nelle scuole, insomma nella scuola, cioè quella di uscire, quella di camminare, quella di andare a vedere i paesaggi, entrarci dentro e appunto educare al riconoscimento delle valenze di particolari luoghi, cioè, nel senso che una discarica e un giardino sono semplici, no, da confrontare, cioè diciamo dei paesaggi, diciamo, chiamiamolo così, ordinari e dei paesaggi eccezionali, no? E però anche qui la Convenzione europea, secondo me, in questo è molto utile e innovativa. La Convenzione europea dice sì che bisogna distinguere, diciamo, i valori, insomma, le varie valenze dei vari paesaggi, e però occorre un approccio unitario, perché anche, diciamo, il paesaggio più distrutto, più manomesso, ha bisogno per esempio di interventi di ricomposizione, di naturalizzazione, quindi non perdere di vista, diciamo, non perdere di vista l'unità del territorio, nel senso che si possono anche recuperare terreni e paesaggi compromessi. Quindi l'esempio che facevo delle carte dei paesaggi di comunità che fanno in Puglia è proprio, la bellezza è proprio quella, cioè che questo lavoro non lo si fa a tavolino su carte e fotografie, ma lo si fa percorrendo i viottoli, risalendo i fiumi, andando dove non ci sono più strade, e quindi facendo una ricognizione, diciamo, delle valenze paesaggistiche. Posso? Certo.
Allora, io come abbiamo il problema della... Sì, ho la voce abbastanza forte. Per me invece c'è un altro aspetto da considerare, che premesso tutto quello che è stato detto, è quando il paesaggio è una realtà di area di suolo, in particolare di proprietà pubblica, e c'è il problema che la collettività vuole che sia di proprietà pubblica, e però la mentalità corrente è quella della dismissione, monetizzazione, e quindi tutte queste tematiche sino ad ora trattate vengono completamente scavalcate da un problema meramente economico. E quindi per me il tema bene comune va affrontato anche su questo piano, una coscienza della collettività, di quello che è proprio della collettività e che non è subalterno a nessuna valutazione di tipo economico, di conversione in denaro. Cosa ne dice? Certo, sono perfettamente d'accordo. Adesso c'è un ex presidente della Corte Costituzionale, si chiama Paolo Maddalena, che ha predisposto una serie di quesiti di referendum popolare e di proposta di legge, anche di iniziativa popolare, intanto per abrogare queste norme che tu, Giuliana, dicevi, che riguardano la cartolarizzazione e la privatizzazione dei beni non solo i suoli, ma perfino i beni artistici, anche i monumenti e così via, beni notificati, e per appunto introdurre questo concetto di bene comune che va al di là del titolo di proprietà. Ci siamo accorti che non basta stabilire la demanialità di un bene, perché se poi ti viene un ministro che decide di voler far cassa e si comporta esattamente come un privato, come un padrone di beni demaniali, e li metti in vendita, come è successo varie volte, è chiaro che quel titolo di proprietà demaniale non ti garantisce affatto sull'uso della cosa. Quindi occorre stabilire qualcosa di sovraordinato ancora al titolo di proprietà pubblica, che riguardi proprio la impossibilità della dismissione di quel bene e la possibilità di farne un uso privatistico, insomma. E molto spesso ci sono anche beni dove la titolarietà è pubblica, che però vengono usati per far cassa, insomma, no? E qui è un tema controcorrente, appunto, perché in nome della crisi economica e delle esigenze di bilancio, appunto, si svendono anche Colosseo, ma e non dico una barzelletta. Voi sapete che il Colosseo è stato praticamente dato in concessione a un noto costruttore di scarpe italiane perché ci faccia pubblicità sopra. Il ponte di Rialto è stato dato in concessione in cambio di una manutenzione di un po' di quattrini al bilancio del comune, per farsi la pubblicità di che cosa, dei jeans, non so di che cosa. Questo è un uso che privatizza, no, quel bene, perché se uno fa quelle cose lì non puoi fare altre cose, per esempio. Quindi anche molto spesso c'è una privatizzazione subdola, una privatizzazione non detta, una privatizzazione che passa attraverso le sponsorizzazioni. Quindi non è solamente dismissione e così via, ma usi esclusivi dati ad alcuni privati di beni invece che dovrebbero essere pubblici e dovrebbero essere gestiti con degli altri principi, che non sono quelli del profitto, di far cassa, ma quelli di essere invece, per esempio, al servizio della cultura, l'accesso a questi beni comuni, a questi beni pubblici, dovrebbe essere appunto orientato all'educazione, alla cultura, e non certo alla sponsorizzazione di qualche oggetto, di qualche merce. Quindi sono perfettamente d'accordo che questo è uno dei temi, diciamo, dell'attualità politica. E però io
insisto, su questo sono d'accordo con Setti, se non altro, la battaglia è, prima di essere ancora politica, prima di essere giuridica, è una battaglia culturale, cioè è un grande scontro culturale. Noi non riusciremo a fermare questa deriva mercantilistica se la popolazione, se non fa i comitati di difesa di quel bene, non fa delle proposte di uso alternativo, non adotta, se non ci sono comunità che adottano e fanno loro questi beni, queste valenze. Allora solo così avremo una garanzia e riusciremo a tagliare le unghie a speculatori e a iniziative di questo genere. Se non c'è questa valenza culturale, se prevale invece un'altra, che è quella di dire vabbè, c'è la crisi, non si può fare altro, bisogna tagliare le tasse, bisogna fare questo e quell'altro, per cui vendiamo quello che c'è da vendere, costruiamo dove si può, finché si può, è chiaro che la battaglia è già persa. Ecco, io non sono tra quelli che crede, insomma, avrete capito, nel vincolo per il vincolo. Insomma, il vincolo è a valle di una mobilitazione sociale, di una presa di coscienza sociale che impone quel vincolo. Insomma, non credo ahimè, insomma, non li ho mai visti principi illuminati che per il bene di tutti contro il volere del popolo mettono dei vincoli, che mettono delle cose, ecco. Ma comunque, insomma, non li ho ancora visti. Se vengono questi principi illuminati, sono il primo ad accogliere con favore. Cioè devono diventare queste battaglie di maggioranza, non so come dire, mobilitazione di popolo, mobilitazione popolare, come è stata quella sull'acqua. Siamo riusciti, no? Con l'acqua a impedire la privatizzazione dell'acqua, 27 milioni di italiani, la maggioranza assoluta, è andata inaspettatamente, no? Tutti non pensavano, è andata a votare e ha detto no, per piacere. Cerchiamo di darci un limite di decenza, non si può consentire di fare profitto con un bene che è un bene naturale e che è un bene di cui non si può fare a meno, no? Dare in concessione l'uso dell'acqua dei privati è veramente una bestemmia, no? Perché l'acqua, nessuno l'ha costruita l'acqua quindi è un dono della natura, no? E quindi è per eccellenza è un bene comune e non si può privatizzare una cosa di cui non si può fare a meno, perché se non beviamo dopo 3-4 giorni moriamo, no? E quindi non si può, bisogna far uscire i beni comuni dalle logiche del mercato. Per carità, il mercato può andare bene per i panettoni, le scarpe e così via, ma per altri beni, che sono appunto i doni della natura, l'acqua, l'aria che respiriamo, il paesaggio, la natura, eccetera, eccetera, non possono essere sottomessi a delle logiche e a delle regole diciamo di profittabilità economica, devono essere altre logiche, insomma. Qui ci sono il premio Nobel per l'economia, il primo premio Nobel per l'economia dato a una donna che economista non era, che era Elinor Ostrom, qualche anno fa, che è morta di recente. Era un premio Nobel dato in riconoscimento a degli studi molto approfonditi fatti in tutto il mondo, che la Ostrom dimostrava che una gestione comunitaria, una gestione condivisa, una gestione pubblica di alcuni beni comuni, in particolare proprio beni naturali, i boschi, le foreste, i laghi, eccetera, eccetera, sono, diciamo, una gestione condivisa, comunitaria di questi beni, produce più ricchezza che non altre forme di gestione, sia pubblica che privata, nel senso che garantiscano la preservazione nel tempo di questi beni e garantiscono la distribuzione degli utili più equa tra tutti i membri delle comunità di riferimento di quel bacino, di quel bene. Quindi diciamo
sia diciamo sulla teoria, sugli studi accademici, sia sugli studi pratici e così via, tutto ci dicono che un'alternativa è possibile, che tutto sarebbe possibile fare le cose meglio, preservando e garantendo accessibilità più eque, quindi sostenibilità ed equità possono andare d'accordo, devono andare d'accordo nella gestione di questi beni. Si può fare e bisogna farlo. Grazie professore. Grazie. Devo chiedere una cortesia, sì, se vi potete scambiare il certo, posto per via qui del tutto, computer. È tutto legato. Eh sì, bisogna togliere le chiavette. Adesso proviamo a togliere. Ci sono i tagli. Posso? Vediamo. Io comunque mi scuso anche se Giuliana dice che non devo scusarmi. Sono arrivato in ritardo, avrei voluto portare all'inizio il saluto della sezione di Italia Nostra che ha collaborato all'organizzazione di questo ciclo di, non so come chiamarle, se siano lezioni, se siano riflessioni, a questo ciclo di cose che stiamo facendo, insomma. E alla fine di questo ciclo penso che arriveremo anche noi. Io non ho idee chiarissime su queste cose, sento dei bisogni, sento delle necessità, ma arriveremo soprattutto ad avere un linguaggio comune, cioè ci capiremo quando dire nuove cose, che è fondamentale per definire le azioni che poi si possono o si devono fare. Il professor Tiziano Tempesta, che è un po' dello... va bene, io penso il professor Tiziano Tempesta esce da un'esperienza di insegnamento e di studio dell'agricoltura ed è per conto mio, che l'ho sentito 2 o 3 volte, particolarmente capace di trasmettere alcuni messaggi che riguardano il territorio aperto, quello agricolo per intendersi, su cui si gioca molta parte del concetto di paesaggio e del concetto di conservazione anche del paesaggio, perché noi stiamo difendendo quei diritti, anche il contadino che vuole fare in modo che la sua terra rimanga di sua proprietà per fare l'agricoltore.